L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Capitolo 6. Le carte del capitano. Facemmo tutta la strada al galoppo finché non ci fermammo davanti alla porta del dottor Livesey. Sul davanti la casa era completamente buia. Il signor Dance mi disse di saltar giù e bussare, e Dogger mi diede una delle staffe per scendere. La porta fu aperta quasi subito da una domestica. «È in casa il dottor Livesey?» domandai. «No», disse lei, era tornato il pomeriggio, ma poi era andato alla villa per cenare e trascorrere la serata con il cavaliere. «E allora è lì che si va, ragazzi», disse il signor Dance. Stavolta, trattandosi di un tratto molto breve, anziché rimontare a cavallo, proseguì a piedi, reggendomi alla cinghia della staffa di Dogger. Sempre correndo giunse al cancello d'ingresso, poi, alla luce della luna, proseguimmo, su per il lungo viale, costeggiato da alberi e spogli, alla fine del quale si stagliava il profilo bianco degli edifici della villa, che si affacciava da entrambi i lati su grandi, vetusti giardini. Qui il signor Dance smontò e, portandomi con sé, fu fatto immediatamente entrare. Il servitore ci condusse lungo un corridoio coperto di stuoie e ci introdusse infine in una grande biblioteca, tappezzata di scaffali sormontati da busti. Qui trovammo il cavaliere e il dottor Livesey, ciascuno con la pipa in mano, seduti ai due lati di un fuoco scoppiettante. Non avevo mai visto il cavaliere così da vicino. Era un uomo imponente, alto più di 6 piedi e largo in proporzione, con uno sguardo schietto e burbero che campeggiava in mezzo a una faccia segnata, arrossata e indurita dai molti viaggi. Le ciglia nerissime e molti mobili suggerivano l'idea di un carattere non cattivo, ma senza dubbio, come si dice, impulsivo e sanguigno. «Venite avanti, signor Dance», disse con fare insieme solenne e condiscendente. «Buonasera, Dance», disse il dottore, con un cenno del capo. «E buonasera a te, Jim, amico mio. Qual buon vento vi porta qui?» L'ispettore, rigido e impettito, riferì gli avvenimenti come ripetendo una lezione. «E avreste dovuto vederli i due gentiluomini, come si sporgevano in avanti, guardandosi tra loro, e come si dimenticarono persino di fumare, tanto era il loro interesse e stupore. Quando udirono di come mia madre era tornata alla locanda, il dottor Livesey addirittura si dette un colpo sulla coscia, e il cavaliere esclamò «Brava!», spezzando la lunga pipa contro la griglia del camino. Prima che il racconto fosse concluso, il signor Trelawney, questo era, tenetelo a mente, il nome del cavaliere, si era già alzato da dove era seduto e si era messo a passeggiare per la stanza. E il dottore, quasi volesse sentire meglio, si era tolto la parrucca incipriata ed era proprio curioso a vedersi seduto lì con quella testa nera rasata. Finalmente il signor Dance concluse il suo racconto. «Signor Dance», disse il cavaliere, «siete una persona degnissima. E per quanto riguarda l'aver travolto e calpestato quell'anima nera di una canaglia, lo considero un gesto encomiabile, come schiacciare uno scarafaggio. Questo giovane Hawkins è un tipo in gamba, mi sembra di capire. Hawkins, vuoi suonare quel campanello? Al signor Dance spetta della birra». «È così, Jim», disse il dottore. «Quello che cercavano ce l'hai tu, vero?» «Ecco qui, signore», dissi. E gli diedi il pacchetto di tela cerata. Il dottore lo esaminò con cura, come se le dita gli prudessero per la voglia di aprirlo. Ma invece di farlo, se lo mise in tasca, senza dir nulla. «Cavaliere», disse, «ovviamente dopo che ha avuto la sua birra, Dance deve tornare al servizio di Sua Maestà. Ma intendo fare stare Jim Hawkins a dormire a casa mia, e col vostro permesso propongo di far portare quel pasticcio freddo e farlo cenare». «Come volete, Livesey», disse il cavaliere. «Hawkins si è meritato ben più di un pasticcio freddo». Così mi fu portato un grande pasticcio di piccione e seduto ad un tavolino mangiai di gusto quella cena perché avevo una fame da lupo. Il signor Dance intanto, dopo aver ricevuto altri complimenti, fu finalmente congedato. «Dunque, cavaliere», disse il dottore. «Dunque, Livesey», disse questi all'unisono. Uno alla volta», fece ridendo il dottor Livesey. «Immagino che abbiate sentito parlare di questo Flint». «Sentito parlare», esclamò il cavaliere. «Sentito parlare, dite. Era il bucaniere più sanguinario che abbia mai solcato i 7 mari. In confronto a Flint, Barbanera era un bambino. Gli spagnoli avevano una tale paura di lui che, vi dico, a volte ero orgoglioso che fosse inglese. Ho visto con questi miei occhi al largo di Trinidad le sue vele di gabbia. E quel codardo figlio di una botte di rum che comandava la nave su cui viaggiavano rientrò. Capite, amico mio? Rientrò a Port of Spain.
Beh, ne ho sentito parlare anch'io in Inghilterra, disse il dottore. Ma il punto è, aveva soldi? Soldi, esclamò il cavaliere, ma state scherzando? Cos'altro avevano in mente quelle canaglie se non i soldi? Cos'altro gli interessa se non i soldi? Per che cosa rischierebbero le loro ruvide carcasse se non per i soldi? Questo lo sapremo presto, disse il dottore. Ma voi siete così dannatamente irruento e tumultuoso che non ho potuto dire una parola. Ciò che voglio sapere è questo. Supposto che io abbia qui, nella mia tasca, un qualsiasi indizio su dove Flint ha sepolto il suo tesoro, quel tesoro quanto potrà valere? Valere, signore, gridò il cavaliere, ecco quanto vale. Se abbiamo l'indizio di cui parlate, armo una nave nel porto di Bristol, prendo con me voi e il nostro Hawkins e avrò quel tesoro. Dovessi metterci un anno per trovarlo. Benissimo, disse il dottore. Ora dunque, se Jim è d'accordo, apriremo il pacchetto. E lo posò sul tavolo davanti a sé. L'involto era cucito, il dottore dovette tirar fuori la borsa degli strumenti e tagliare le cuciture con le forbici da chirurgo. Dentro c'erano due cose, un libricino e un foglio piegato e sigillato. Per prima cosa vediamo il libricino, disse il dottore. Il cavaliere ed io sbirciammo entrambi da dietro le sue spalle. Poiché il dottor Livesey mi aveva gentilmente fatto segno di avvicinarmi dal tavolino dove stavo mangiando, per godermi anch'io il gusto della scoperta. Sulla prima pagina c'erano soltanto frasi scrabocchiate, come quando si usa la penna per esercitarsi o per passare il tempo. Una era la stessa del tatuaggio, a Billy Bones, la sua bella. Poi c'era Signor W. Bones, secondo, niente più rum. Al largo di Palm Cay ha avuto quello che si meritava. E altri brani, per lo più parole isolate e incomprensibili. Non potei fare a meno di chiedermi chi mai aveva avuto quello che si meritava, o in cosa consistesse quello che aveva avuto. Molto probabilmente un coltello nella schiena. Non molto istruttivo questo, disse il dottor Livesey, passando oltre. Le 10-12 pagine successive erano coperte di una curiosa serie di annotazioni. A un capo della riga vi era una data e all'altro un certo ammontare, come in un comune libro contabile. Ma tra i due, anziché una qualche spiegazione, vi era solo un numero di crocette che variava di volta in volta. Il 12 giugno 1745, per esempio. Era chiaramente dovuta a qualcuno la somma di 70 sterline. E non vi erano altro che 6 croci per spiegarne la ragione. In alcuni casi, a dire il vero, era stato aggiunto il nome di una località, come al largo di Caracas, o una pura e semplice annotazione della latitudine e longitudine, come 62 gradi, 17 primi, 20 secondi, 19 gradi, 2 primi, 40 secondi. Il registro copriva l'arco di quasi più di 20 anni e col passare del tempo l'ammontare delle diverse annotazioni diventava sempre più considerevole. E alla fine, dopo 5 o 6 edizioni errate, era stato ricavato un importo totale, accanto al quale c'era scritto Bones, il suo gruzzolo. Non ci capisco un H, disse il dottor Livesey. Ma è chiaro come il sole, esclamò il cavaliere. Questo è il libro contabile di quell'anima nera. Queste crocette stanno per i nomi delle navi che affondavano o delle città che saccheggiavano. Le somme sono la parte che spetta a quella canaglia e dove temeva che si potesse fare confusione, vedete, ha aggiunto qualcosa di più esplicito. Al largo di Caracas, per esempio. Vedete, in questo caso si tratta di qualche sfortunato vascello abbordato al largo di quella costa. Dio abbia pietà di quei poveretti che si trovavano a bordo. Da un pezzo ormai non sono altro che corallo. Giusto, disse il dottore. Vedete cosa significa aver viaggiato? Giusto. E le somme, vedete? Aumentano a mano che passava di grado. Nel libricino non c'era molto altro, a parte alcune coordinate di località annotate sui fogli bianchi, in fondo, e una tabella per ridurre ad un valore comune soldi francesi, inglesi e spagnoli. Che persona parsimoniosa, esclamò il dottore. Non era tipo da farsi imbrogliare. E ora, disse il cavaliere, vediamo l'altro. Il foglio di carta era stato sigillato in diversi punti, usando un ditale come sigillo. Lo stesso, immagino, che avevo trovato in tasca al capitano. Facendo molta attenzione, il dottore aprì i sigilli e apparve la mappa di un'isola, con latitudine e longitudine, fondali, nomi di monti, baie e insenature, e tutti i particolari necessari per portare una nave ad un ancoraggio sicuro sulle sue coste.
Era lunga circa 9 miglia e larga 5. E si poteva dire che avesse la forma di un grasso dragone dritto in piedi. Aveva 2 eccellenti porti naturali, ben riparati. E al centro una montagna con accanto l'indicazione il cannocchiale. Vi erano diverse aggiunte successive, ma soprattutto 3 croci fatte con l'inchiostro rosso. 2 sul lato settentrionale dell'isola e una su quello sud-ovest. E accanto a quest'ultima, con lo stesso inchiostro rosso, in una bella scrittura minuta, ben diversa dalle lettere traballanti del capitano, queste parole. Il grosso del tesoro qui. Sul retro la stessa mano aveva scritto queste ulteriori informazioni. Grande albero, fianco del cannocchiale, una quarta N di NNE. Isola dello scheletro, ESE, quarta D. 10 piedi. L'argento in lingotti nel nascondiglio nord. Potete trovarlo seguendo la direzione dello sperone, che parte verso est, a 10 braccia a sud dalla roccia nera che gli sta di fronte. Le armi sono facili da trovare, nella duna sulla punta settentrionale della caletta nord, direzione E e una quarta N. JF. Tutto qui. Ma per quanto breve e, per me incomprensibile, questo messaggio riempì di gioia il cavaliere e il dottor Livesey. Livesey, disse il cavaliere. Voi abbandonerete su 2 piedi questa miserabile clientela. Domani partirò per Bristol. Tempo 3 settimane. Ma che dico 3 settimane? 2 settimane. 10 giorni. Avremo la nave migliore e l'equipaggio più selezionato d'Inghilterra. Hawkins sarà il cameriere di bordo. Sarete uno splendido cameriere di bordo, Hawkins. Voi, Livesey, siete il medico di bordo. Io l'ammiraglio. Porteremo Redruth, Joyce e Hunter. Avremo venti favorevoli. Una traversata veloce. Nessuna difficoltà a trovare il posto e denaro a palate, da ruzzolarci dentro e da sperperare per il resto dei nostri giorni. Trelawney, disse il dottore, verrò con voi e posso garantirlo, lo stesso farà Jim e l'impresa ne trarrà un grande vantaggio. Vi è una sola persona che mi preoccupa. E chi sarebbe? Esclamò il cavaliere. Ditemi il nome di questo cane. Voi, rispose il dottore. Perché voi non sapete tenere la bocca chiusa? Noi non siamo gli unici a sapere di questa carta. Quelli che hanno saltato la locanda stanotte, gente armata e senza alcun dubbio decisa tutto. E tutti gli altri che sono rimasti a bordo del trabaccolo, e altri, immagino, non troppo distanti da qui. Tutti, dal primo all'ultimo, decisi di mettere le mani su quel denaro. Fino a quando salperemo, nessuno di noi deve andare in giro da solo. Jim ed io resteremo insieme. Quando andate a Bristol prendete con voi Joyce e Hunter, dall'inizio alla fine. Nessuno di noi deve dire una sola parola su quello che abbiamo trovato. Livesey, rispose il cavaliere, come sempre avete ragione. Sarò muto come una tomba.